A oggi ad Agrigento si è celebrata la giornata internazionale delle persone con disabilità. Per l'occasione al parcheggio pluripiano sono stati installati dei nuovi cartelli indicanti parcheggi fruibili dalle persone disabili su iniziativa del Comune in collaborazione con l'ACI di Agrigento. Al Parco della Valle presentata la nuova app per le persone non vedenti e non udenti. Finanziati dall'ARSI 500 milioni di euro per lo studio di fattibilità del nuovo invaso sul fiume Verdura, si eviteranno di perdere in mano milioni di metri cubi di acqua. A comunicarlo è l'onorevole Carmelo Pace della Democrazia Cristiana. Lettera dei familiari di Alberto Re sul suicidio del padre avvenuto lo scorso 22 novembre. In corso di svolgimento a Palermo la 61esima edizione del convegno studi pirandelliani. Una nota critica del consigliere Lauretta: l'evento viene discriminato dalle istituzioni agrigentine. Maxi operazione di droga a Palermo. A Trapani la Guardia di Finanza sequestra 5 società e 3 supermercati. A Messina operazione su mafia e super bonus. Sequestrati farmaci scaduti all'ospedale Fogliani di Milazzo. Il Time Attack Sicilia, non solo motori ma un'opportunità per scoprire le bellezze della Sicilia. Goal collection dell'ultima domenica di calcio. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento del nostro TV Notizie. Celebrata oggi la giornata internazionale delle persone disabili. A tal riguardo è stata organizzata dal Comune di Agrigento una cerimonia presso il parcheggio pluripiano in collaborazione con l'ACI di Agrigento, che ha offerto dei cartelli che saranno posti all'interno della struttura che indicheranno gli stalli dedicati alle persone disabili. L'iniziativa è stata fatta anche in memoria dell'ex assessore Gianni Tuttolomondo in segno di riconoscenza del suo impegno durante il mandato assessoriale. Noi eravamo sul posto, abbiamo seguito la cerimonia. Anche ad Agrigento oggi è stata celebrata la giornata internazionale delle persone con disabilità, che ha avuto lo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei disabili, con una cerimonia che ha avuto luogo al parcheggio pluripiano di via Empedocle. Presenti l'assessore al ramo Carmelo Cantone, il sindaco della città e il direttore dell'ACI. Sono stati installati dei cartelli per riservare dei posti a disabili al parcheggio pluripiano, che ha migliorato l'accessibilità ma ha sottolineato l'impegno del Comune verso una società più equa. Significativo che questo venga fatto in memoria dell'assessore Gianni Tuttolomondo, segno di riconoscimento del suo impegno, quanto affermato dall'assessore al ramo. Anche di Gianni Tuttolomondo, un mio assessore che addirittura abbiamo perso. Penso che sia anche un altro tassello, come voi dicevate, di civiltà in questa nostra città. Stiamo continuando quindi un programma, tante altre cose Gianni aveva previsto, spero anche prima che finisca la mia sindacatura di poterlo portare a termine. Hai toccato una nota dolens, quella del poco rispetto che qualche nostro concittadino ha verso questa categoria di persone, che invece è degna di particolare attenzione. Più volte ci troviamo a contrastare questo fenomeno del parcheggio magari solo per prendere un giornale, solo per prendere un caffè, e non è bello dover far vedere a qualche nostro concittadino, peraltro molti nostri amici, di far notare che quell'attimo è della persona che è portatore di handicap. Come amministrazione comunale oggi ricordiamo il solco tracciato dal nostro assessore e amico Gianni Tuttolomondo, che veramente, non solo perché è diversamente abile, ma come uomo, come cittadino ci credeva tanto. Quindi ci sentiamo non solo l'ispirazione ma anche il dovere morale di dover continuare questa opera di Gianni. Presidente, ecco, il ruolo dell'ACI in questa manifestazione qual è? Spesso l'ACI viene identificata come l'ufficio dove si paga quella tassa odiata da tutti gli italiani che è il bollo, ma in effetti così non è. L'ACI ha diverse mission, tra cui quella della sicurezza stradale, della promozione dello sport automobilistico, ma anche e soprattutto quella della solidarietà. ACI Italia è sempre intervenuta quando ci sono stati terremoti in maniera solidale per tutti i cittadini. E anche ACI Agrigento non è da meno, perché è molto sensibile al tema
della solidarietà e soprattutto rivolte nei confronti delle persone che sono più svantaggiate, tant'è che ogni anno organizziamo una manifestazione che si chiama 5 ore in pista per la vita, dove vengono fatti fare dei giri alle persone che sono più svantaggiate, dei giri in macchina con delle vere macchine da corsa. Noi abbiamo avuto una segnalazione da parte di un nostro socio dove mancavano i cartelli che identificavano presso il pluripiano di Agrigento i posti riservati ai diversamente abili, e quindi abbiamo contattato il sindaco e l'assessore al ramo proprio perché volevamo metterci a disposizione della nostra comunità, e abbiamo voluto donare questi cartelli con la vernice proprio per identificare quelli che sono i posti riservati ai disabili. I statistici sugli incidenti stradali evidenziano che in provincia di Agrigento la maggior parte degli incidenti sono per il mancato rispetto della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, e questo è un dato di fatto, che gli agrigentini, tutta la provincia di Agrigento, ha una mancanza di rispetto della segnaletica stradale. Io auspico che è vero, non violare un cartello stradale di divieto di sosta semplice può comportare solo quella che è la sanzione amministrativa, ma violare un divieto di sosta per un parcheggio riservato agli diversamente abili, oltre ad esserci la sanzione amministrativa, evidenzia uno scarso cultura e una scarsa dedizione nei confronti degli altri, mancanza di rispetto. Io auspico che gli agrigentini possano avere questo cambiamento culturale. Marzio, ecco, anche questa manifestazione vuole essere anche un ricordo di ciò che fu l'impegno di tuo figlio, che lanciò, mi ricordo, attraverso una consistente campagna con dei video promozionali, evidenziò il problema. Sì, ringrazio l'amministrazione comunale, quindi il sindaco, l'assessore Cantone, tutta la giunta, per aver voluto ricordare Gianni in questa giornata della disabilità. Gianni teneva tanto a questo tema, ha lottato, aveva realizzato, coinvolgendo cose importanti, non è una sua iniziativa, ha coinvolto dietro questo cartello c'è tanto lavoro, ha coinvolto le associazioni di categoria per uscire con un messaggio forte, che è quello quindi di prendere, quindi vuoi il mio posto, prende il mio handicap. Però purtroppo devo dire che ancora oggi questa sensibilità nei cittadini non ha avuto grandi risultati, quindi mi auguro che anche con l'evento di oggi possa migliorare questa sensibilità. Giancarlo La Greca oggi rappresenta, diciamo, questo mondo dell'handicap attraverso questa iniziativa. Un vostro parere? Sì, assolutamente, iniziative lodevoli, frutto della sinergia fra enti, in questo caso Comitato Paralimpico, ACI Agrigento, Comune di Agrigento, piccoli segnali che però poi ispirano dei grossi obiettivi difficili ma raggiungibili, e ancora una volta la sensibilizzazione degli enti porta sì a fare purtroppo dell'ordinaria amministrazione nel senso di cartellonistica, che non ci dovrebbero essere queste manifestazioni, perché dovrebbe essere naturale che appena uno trova un segnale dove c'è un parcheggio handicap non deve parcheggiare, però continuiamo su queste opere di sensibilizzazione. A muovere queste acque che sono molto importanti, perché dal poco poi si prende il grande, perciò diamo già modo di poterci esprimerci noi personalmente, che è molto importante, e ringraziamo chi ha fatto questa donazione, che è importante. Presentata stamani la nuova app al Parco della Valle per i non vedenti e i non udenti, denominata Video Art, realizzata da un'impresa sociale. Noi abbiamo seguito l'evento. Presentata stamani la nuova app al Parco della Valle dei Templi per i non vedenti, denominata Video Segna Art, realizzata da un'impresa sociale. Ciò consentirà ai non vedenti e ai sordi di fruire pienamente delle bellezze archeologiche attraverso un racconto realizzato da attori professionisti. Presidente Giuseppe Vitello, il presidente dell'Unione Cechi, cosa ne pensa di questa iniziativa che arricchisce in ogni caso il sapere per voi? La Valle dei Templi si conferma ancora una volta un luogo di alta accessibilità, è fra i pochi siti archeologici, non solo a livello regionale e nazionale,
che rende accessibile la fruizione a disabili di diverse disabilità, sordi, non vedenti, disabili motori. Questa app ancora una volta ci fa includere, non solo integrare in quello che è la visita della nostra valle. Poter tramite un'app, ormai il telefonino lo usiamo tutti, in particolar modo chi non vede, poter usare un'app accessibile per poter fruire dei nostri beni è sicuramente una cosa di grande applauso e di grande piacere per noi. Oggi un ulteriore tassello di un progetto iniziato anni fa che mira ad avere una valle e un luogo culturale meraviglioso accessibile a tutti. Abbiamo, come dicevo, iniziato tanti anni fa e oggi un ulteriore tassello con la presentazione di un'app su un finanziamento della Regione Siciliana in accordo con il sostegno dell'assessorato beni culturali, e oggi presentiamo un'app che riguarda la narrazione in maniera teatralizzata per sordi e per non vedenti o ipovedenti di alcune aree della valle, i monumenti principali, il giardino sensoriale. Quest'app avrà un'ulteriore elaborazione, il progetto A, quindi abbiamo realizzato, vedete alle mie spalle, una piccola modello del telamone per dare la possibilità nei monumenti più importanti ai non vedenti di poter toccare con mano direttamente le nostre meraviglie ed avere la contezza e le fattezze architettoniche in un rapporto di scala ottimale, di avere quindi la cognizione del luogo che stanno visitando. Non è solo questo, perché ci sarà anche una nuova cartellonistica con cui sarà allegato un QR code che darà le ulteriori informazioni. Devo dire che questo progetto ormai sta per essere completato. Abbiamo, tra l'altro, con il bilancio e la variazione che abbiamo fatto nei giorni scorsi, potuto acquistare altre 2 carrozzine che vanno ad aumentare il nostro parco carrozzine, che ora sono in numero di 6, soprattutto le ultime 2 che abbiamo acquistato sono delle carrozzine che hanno strutture particolari e molto adatte a percorsi ancora meno o più accidentati, diciamo, che in valle ci possono avere, e che quindi danno la possibilità a chi ha una diversità motoria di poter veramente vedere la Valle dei Templi nella sua interezza. Questo ci riempie di orgoglio, quindi siamo felici di questo, e stiamo tra l'altro lavorando per il prossimo anno a un convegno che mette assieme tutti gli enti che hanno a che fare con la diversità a tutti i livelli. Questo convegno si è fatto quest'anno a Pesaro, capitale della cultura, gli stati generali sull'accessibilità nei luoghi culturali, e che noi riprenderemo per una verifica puntuale ad aprile del prossimo anno. Sono stati finanziati dall'AS 500 milioni di euro per il recupero dell'acqua verdura. A comunicarlo è l'onorevole Carmelo Paci della Democrazia Cristiana. 500.000 euro per finanziare lo studio di fattibilità per il nuovo invaso sul fiume Verdura in provincia di Agrigento. La Commissione Bilancio all'AS ha appena approvato un emendamento presentato dall'onorevole Carmelo Pace, primo firmatario, agli onorevoli Ignazio Abbate, presidente della prima commissione, Dario Safina, Nuccio Di Paola e Angelo Cambiano. Si tratta di un risultato storico, afferma l'onorevole Pace della Democrazia Cristiana, un primo passo che porterebbe alla realizzazione di una diga in prossimità del fiume Socio Verdura, evitando così che milioni di metri cubi d'acqua finiscono in mare. In piena emergenza, conclude Carmelo Pace, potremmo dare una risposta concreta a tutto il nostro territorio, agli agricoltori, agli allevatori e alle aziende. Adesso la parola passerà all'Aula, che si riunirà nei prossimi giorni per la discussione e l'approvazione della finanziaria. E in merito al suicidio di Alberto Re, una nota dei familiari che si dissociano dal Festival Paladino d'Oro, il servizio. Attraverso un comunicato stampa, i familiari si dissociano dal Festival Paladino d'Oro, ci riferiamo al suicidio di Alberto Re,
È dato sapere, affermano i familiari nel loro comunicato alla stampa, che grazie alle recenti cronache giornalistiche a breve verrà avviata la nuova edizione del Festival Paladino d'Oro. L'edizione di quest'anno fa seguito a quella dell'anno scorso, tutti ricorderanno la tragedia consumata, il mio amato papà, scrive Natalia Re, perse la vita suicidandosi per colpa di uno sciacallaggio mediatico e social che lo hanno investito. Purtroppo una non efficace comunicazione, leggera e dai contenuti pericolosi per questo impattante a livello emotivo e della dignità umana, lo ha reso bersaglio facile da figura maggiormente vulnerabile. Ricordo che in quell'occasione non vi è stata alcuna autentica vicinanza o solidarietà da parte del direttore, presidente dell'associazione che deteneva il marchio Paladino d'Oro. Quelle giornate per noi familiari furono devastanti, solo tra di noi ci siamo presi per mano. Soltanto il prefetto di Agrigento, scrive Natalia Re, Filippo Romano, ci dimostrò vicinanza e comprensione insieme agli agenti della questura e alla procura della Repubblica di Agrigento, che aprì immediatamente un fascicolo d'inchiesta per istigazione di suicidio. La notizia mi venne comunicata con un freddo e inopportuno messaggio WhatsApp la mattina del 22 novembre del 2023. Non solo il festival si svolse ugualmente al termine dei lavori, è stato pure definito kermesse di grande successo, un ossimoro potentissimo di facile comprensione per chiunque. Probabilmente chi utilizza le parole per professione dovrebbe farlo con la maggiore senso di responsabilità. Oggi, con ancora aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti, mi sento in dovere di diffidare il direttore artistico di citare il nome del mio compianto padre Alberto Re. La mia famiglia, conclude il comunicato, il Movimento Italiano per la Gentilezza da me presieduto, si dissociano dal Festival Paladino d'Oro. Nati per leggere, questa è l'iniziativa presentata al Comune di Realmonte che si terrà alla Biblioteca Comunale. Siamo in biblioteca a Realmonte, è in corso un'iniziativa molto importante che si inserisce nell'ambito del 25° anno del progetto Nati per Leggere. Con noi stamattina è presente la responsabile del presso dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte, del presso dell'infanzia, un giovane scrittore, Santino Di Mauro, i ragazzi che sono il nostro cuore, il nostro centro, e le loro famiglie. Il progetto appunto si inserisce in un percorso che i ragazzi faranno con le loro famiglie, dove la lettura è al centro e l'ascolto è importantissimo, lettura a bassa voce si dice, per abituare appunto all'ascolto. Il giovane scrittore Santino Di Mauro ha donato il suo testo stamattina che rimarrà in biblioteca qua a Realmonte, si chiama L'onda del destino, è un componimento, il primo, molto molto bello. Con noi, dicevo prima, la professoressa Speranza, la quale è da sempre impegnata in attività molto importanti che hanno veramente al centro i ragazzi, la loro cultura, la loro crescita, la consapevolezza e i valori. A coordinare il tutto il mio responsabile d'area, il professore Luciano Carrubba, che ancora una volta ha dimostrato che il lavoro su un territorio deve passare necessariamente per la crescita di un territorio, deve passare necessariamente per la cultura. Oggi abbiamo affrontato un tema molto importante che a me sta molto a cuore, che è proprio quello della lettura. Per me leggere rappresenta l'investimento più grande che possiamo fare del nostro tempo, perché grazie alla lettura possiamo spaziare con la fantasia e scoprire mondi nuovi. Inoltre, attraverso la lettura siamo in grado di scoprire parole nuove e nuovi modi di esprimerci. Se siamo in grado di esprimerci, riusciamo poi a comprendere e a conoscere meglio sia gli altri che noi stessi.
Da parecchi anni nella scuola dell'infanzia di Realmonte noi portiamo avanti questo progetto Nati per leggere, perché la finalità è indispensabile per lo sviluppo armonico del bambino. Fin dalla tenera età la lettura, specialmente a bassa voce, è alla base per una crescita emotiva, creativa e fantasiosa del bambino. Nati per leggere è un progetto nazionale che abbraccia biblioteche, scuole di tutto il territorio nazionale. Ha uno scopo comune, filo conduttore di queste attività è quello di stimolare e invitare le famiglie, quindi i loro figli, alla lettura. In sociologia della cultura si parla di lettura a voce alta e lettura a voce bassa, cioè è fondamentale oggi attenzionare una lettura a voce bassa a partire dai primi anni. Nati per leggere ci insegna che già dai primi mesi, per arrivare ai primi 3 anni di vita del bambino, già nella lettura il bambino assimila, conosce, impara. Quindi oggi, Nati per leggere oggi, è tutto il percorso che il sindaco, questa amministrazione comunale sta portando avanti, quindi con le attività in biblioteca, memoria e patrimonio, gli interventi culturali. Tutto questo possa essere, come dire, possa generare quelle fondamenta che fanno solo bene al nostro tessuto sociale. Si terrà il prossimo 13 dicembre alle ore 17:30 presso la sede della Camera di Commercio di Agrigento la presentazione del libro Romanzo urbanistico organizzato dall'Unione Giuristi Cattolici Italiani, scritto da Maurizio Carta. Modererà l'evento Luca Iacolino, presidente di Fare Ambiente Agrigento. Tra i relatori l'avvocato Michele Cimino, delegato UGC Sicilia, Pino Zingale, procuratore regionale della Corte dei Conti, Salvatore Lamendola, presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. L'evento sarà concluso dall'assessore regionale alle attività produttive Edi Tamaio. Si sta svolgendo a Palermo la 61esima edizione del Convegno Internazionale Studi Pirandelliani. Il Centro Nazionale Studi Pirandelliani, che organizza l'evento, viene ancora una volta discriminato dalle iniziative di Agrigento Capitale della Cultura. Sentiamo in merito una nota video di Nino Lauretta, consigliere delegato del centro. Ma intanto lasciami ringraziare il sindaco di Palermo, il professor Lagalla, che ha abbracciato l'evento, tant'è che anche quest'anno la giornata conclusiva sarà tenuta al Politeama Garibaldi. È accaduto quello che è accaduto anche gli altri anni. Sappiamo chi sono i responsabili. I 2 personaggi in cerca d'autore sono il sindaco di Agrigento, il dottor Miccichè, e il direttore del parco Roberto Sciarratta. Entrambi nel corso di questi anni hanno promesso di istituzionalizzare il centro e hanno disatteso tutte queste promesse, per cui loro sono i responsabili. A loro bisognerebbe chiedere il perché, se è un motivo politico, se c'è qualche antipatia, qual è il motivo per cui il centro ancora una volta viene discriminato ed è per giunta fuori dalle iniziative all'interno di Agrigento Capitale della Cultura. Quindi questo paradosso prende forma nel momento in cui Agrigento viene insignita di Agrigento Capitale della Cultura, il convegno ritorna fuori. L'altro paradosso nel paradosso è che abbiamo una struttura ad Agrigento che si chiama Palacongressi e che quindi dovrebbe ospitare i congressi, ma che quasi mai li ospita ed è diventato semplicemente un locale per spettacoli, musical, spettacoli teatrali, concerti, qualunque tipo di manifestazioni. La realtà è che dei 400 convegnisti che soggiornano per 5 notti a Palermo, quindi 2000 presenze turistiche, soltanto 80 faranno visita alla Valle dei Templi e alla Casa Natale, perché gli altri hanno preferito altre mete, Palermo, Monreale e addirittura molti studenti il percorso della legalità, percorso che anche qualche amministratore farebbe bene sul quale incamminarsi. Operazione antidroga a Palermo, 25 gli arresti eseguiti dalla Polizia di Stato. La corrispondenza.
La polizia l'ha definita un'imponente operazione antidroga e di 25 misure cautelari il bilancio del blitz messo a segno questa mattina. In 23 sono finiti in carcere, mentre per gli altri 2 sono scattati gli arresti domiciliari. Il provvedimento giudiziario, così dicono dalla questura, è scaturito da una complessa attività di indagine condotta dalla squadra mobile di Palermo che ha consentito di acquisire gravi indizi circa l'esistenza nel capoluogo palermitano, rispettivamente nei quartieri Guadagna e Falsomiele Villa Grazia, di 2 organizzazioni criminali dedite al traffico e allo spaccio di cocaina e hashish. La presunta compagine, radicata nel quartiere Guadagna, ha evidenziato una spiccata capacità di controllo del territorio, una rilevante disponibilità economica e una peculiare attitudine ad intessere relazioni con omologhe strutture operanti in Lombardia e in Emilia-Romagna. Da lì infatti venivano acquisite le partite di droga destinate poi allo spaccio, in relazione invece al presunto gruppo operante nel quartiere Villa Grazia, Falsomiele. È stato acclarato che gli indagati hanno tessuto un esteso reticolato di contatti con fornitori di casa in Calabria, imbastendo un lucroso traffico di droga che dal capoluogo palermitano si ramificava anche nella provincia di Trapani. Nel corso dell'attività investigativa, al riscontro degli elementi acquisiti, sono state sequestrate diverse qualità di droga per un totale di quasi 2 quintali, nonché 5 pistole e diverse munizioni, con l'arresto in flagranza di ben 8 persone. La fase esecutiva dell'operazione ha visto l'impiego di circa un centinaio di poliziotti supportati da unità cinofile antidroga e da un elicottero della polizia. E un incontro si è tenuto a Catania da parte della Questura in tema di sicurezza stradale, presentando il Vademecum Insieme per la Sicurezza. Si è parlato anche sul tema delle truffe e del reagire agli anziani e alle persone più fragili. Sentiamo in merito il questore di Catania, Annino Gargano. È stata una bella mattinata che insomma è un segnale importante per i ragazzi. Sì, una bella mattinata che il prefetto ha voluto trascorrere insieme ai ragazzi del Musco proprio per dare un segnale preciso di vicinanza alle giovani generazioni, di vicinanza a territori come quello di Librino, che sono dei territori che presentano particolari criticità all'interno del capoluogo etneo. Una mattinata che ha visto la premiazione di uomini e donne che hanno avuto dei meriti particolari, a cui sono stati riconosciuti dei meriti particolari, e poi come dire, il riconoscimento per coloro i quali hanno sofferto durante il periodo del regime nazista. Senta, c'è un'ulteriore emergenza a Catania per quanto riguarda la sicurezza in base agli ultimi eventi che sono accaduti in questi giorni, l'assalto a gioielliere, le varie rapine, c'è un'attenzione sempre più alta? Io direi che non dobbiamo mai dimenticarci che siamo a Catania e che quindi l'attenzione in una realtà come quella catanese deve rimanere sempre molto alta. Non è un episodio che ci deve fare gridare, come spesso inopinatamente un episodio o qualche episodio che deve farci gridare all'emergenza, perché sarebbe assolutamente, come dire, direi anche poco intelligente farlo. In realtà Catania è una città che ha come risaputo come dire, delle difficoltà che dipendono da tutta una serie di motivi che chiaramente qua non si possono analizzare, e certamente per quanto riguarda il fronte della sicurezza è una città che richiede una attenzione costante
costante ed è quella che stiamo tenendo in questo periodo, anzi la stiamo particolarmente alzando proprio perché siamo sotto il periodo festivo. Certamente speriamo di poter scongiurare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, il ripetersi di fatti come quelli che si sono verificati di recente, a cui lei faceva riferimento, immagino facesse riferimento. Linea alla regia per la pubblicità. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Trapani, sequestrate 5 società, 3 supermercati, 6 misure interdittive applicate a diversi imprenditori di Marsala, il servizio da Trapani. La Procura della Repubblica di Marsala ha disposto un maxi sequestro di 5 società e 3 supermercati per un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro. Il provvedimento eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale Trapanese riguarda aziende operanti nel settore della distribuzione e commercializzazione di generi alimentari. Contestualmente 6 imprenditori, ritenuti a vario titolo coinvolti, sono stati interdetti per un anno dell'esercizio di attività imprenditoriali e direttive. Le indagini coordinate della Procura marsalese condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trapani hanno così portato alla luce un complesso sistema di reati fallimentari, tributari, societari e di autoriciclaggio. Secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero utilizzato una rete di società per trasferire beni e risorse da aziende in difficoltà a nuove realtà societarie, le cosiddette New Co, lasciando insoluti debiti per oltre 8 milioni di euro. Tra questi più di 5 milioni deriverebbero da canoni di affitto non pagati e oltre 3 milioni da debiti tributari e previdenziali, causando così un grave danno all'erario. Durante le indagini è emerso che beni per oltre 3 milioni e mezzo di euro sarebbero stati sottratti alle società fallite, includendo 1,1 milioni di euro in liquidità e rami d'azienda per 2,4 milioni di euro. Questi beni sarebbero stati reimmessi nel circuito economico attraverso le New Co, generando un ulteriore profitto di autoriciclaggio pari a circa 2,7 milioni. Le imputazioni provvisorie contestate agli indagati in questa fase sono i reati di associazione per delinquere, bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, patrimoniale, preferenziale in forma aggravata, autoriciclaggio, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute e false comunicazioni sociali. Il sequestro delle quote delle società nonché del patrimonio da queste illecitamente acquisito potrà garantire sia le pretese erariali sia la continuità delle attività aziendali a seguito dell'avvenuta nomina a tal fine da parte del giudice di 2 amministratori giudiziari. A Messina 2 arresti e 7 indagati su mafia e superbonus. Questa mattina i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Messina su conforme richiesta della Procura distrettuale nei confronti di 2 persone di 26 e 66 anni, già note alle forze dell'ordine, in ordine ai reati di associazione di tipo mafioso, poiché gravemente indiziati quali appartenenti alla famiglia dei barcellonesi, e solo quest'ultimo per trasferimento fraudolento dei beni aggravato dalle finalità mafiose. I carabinieri hanno notificato contestualmente un'informazione di garanzia nei confronti di 7 persone, tra cui imprenditori edili, indagati per concorso esterno in associazione di tipo mafioso. L'indagine costituisce il proseguio di un'attività investigativa coordinata dalla DDA di Messina e delegata dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina nei confronti della famiglia dei barcellonesi, nell'ambito della quale il 22 febbraio del 2022 erano state eseguite misure cautelari nei confronti di 86 persone e che aveva documentato l'operatività del sodalizio nella commissione di estorsioni e nel traffico di droga, nella gestione di bische clandestine e nella prostituzione, nonché gli
interessi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, che veniva compromessa con metodi mafiosi attraverso l'imposizione di prezzi e merce. Le indagini del procedimento penale attuale hanno riguardato invece l'infiltrazione di appartenenti alla famiglia mafiosa barcellonese nell'ambito di un altro settore economico, ossia quello dei lavori di ristrutturazione edilizia e dell'efficientamento energetico, con il cosiddetto bonus del 110%, direttamente finanziati con risorse pubbliche. In particolare, le attività investigative hanno fatto emergere un vero e proprio accordo proposto da un imprenditore edile indagato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso a un importante esponente della consorteria barcellonese, attualmente detenuto in carcere quale capo dell'organizzazione mafiosa nell'ambito della precedente indagine, volta a favorire, con il sostegno del sodalizio, la sua società pulita ed economicamente attrezzata per rilevare il credito fiscale concesso al super bonus edilizio. In particolare, l'imprenditore, in cambio della protezione, del sostegno e della sponsorizzazione del sodalizio mafioso nel reperimento degli immobili ubicati nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto e dei comuni limitrofi, sui quali eseguire lavori di efficientamento energetico, corrispondeva somme di denaro ai componenti dell'organizzazione mafiosa che, per il servizio reso, ottenevano altresì l'affidamento di subappalti in favore di ditte ad essa riconducibili o comunque contigue. Specificatamente sulla base del patto criminale stabilito proprio nel corso di un incontro in casa dell'esponente del Barcellonesi, è emerso come il 26enne e il 66enne, rispettivamente figlio e uomo di fiducia di quest'ultimo, avrebbero agito nel territorio di influenza della consorteria per segnalare gli edifici ove effettuare i lavori, consentendo quindi alla ditta di accaparrarsi le commesse, in particolare a Barcellona Pozzo di Gotto, Pace del Mela, Furnari, Terme Vigliatore e Milazzo, con conseguenti maggiori profitti. In cambio, i due soggetti avrebbero ricevuto dall'imprenditore laute e provvigioni mascherate tramite accrediti per non ben chiarite prestazioni d'opera. I due arrestati, inoltre, dagli elementi emersi nell'indagine, avrebbero indicato all'imprenditore le ditte edili gradite al sodalizio mafioso, che dovevano essere individuate dall'impresa principale per i lavori di subappalto, ricevendo sistematicamente la corresponsione anche da queste ultime di quote percentuali sui profitti, che poi sarebbero confluite all'esponente dei barcellonesi. Nel corso dell'attività investigativa è stata documentata altresì la modalità con cui, nell'ambito del meccanismo criminale escogitato per sfruttare i profitti derivati dal cosiddetto super bonus, sarebbe stata costituita ad hoc un'impresa edile fittiziamente intestata a un prestanome, ma eludendo le disposizioni sulle misure di prevenzione antimafia, di fatto riconducibile all'esponente mafioso. L'impresa fittiziamente intestata sarebbe stata coinvolta direttamente nello svolgimento dei lavori da parte della ditta principale, con la conseguente percezione dei relativi introiti, che costituivano un ulteriore canale di corresponsione dei profitti illeciti in favore dell'esponente mafioso e degli appartenenti alla cosca mafiosa. Dall'indagine è emerso come i due arrestati, ritenuti appartenenti alla famiglia mafiosa dei barcellonesi, avrebbero segnalato al titolare di un'impresa pulita gli immobili privati ove effettuare i lavori di ristrutturazione con il bonus del 110%. In questo modo l'impresa si accaparrava delle commesse sul territorio grazie alla protezione e allo sostegno dell'organizzazione mafiosa. In cambio, l'imprenditore corrispondeva denaro e assicurava il subaffidamento di lavori a ditte vicine alla consorteria. L'Associazione Culturale Nino Martoglio di Grotte presenterà il giorno 6 dicembre il cinema di Giovanna Sonnino, ideato e scritto da Aristotele Cuffaro. Rimedi contro l'amore al centro polifunzionale di San Nicola. Sarà presente anche la regista, modererà l'evento Maria Lombardo. E sequestri di farmaci scaduti all'ospedale Fogliani di Milazzo, il servizio della redazione. Nuovi sviluppi sui farmaci scaduti all'ospedale di Milazzo. Nelle scorse ore i carabinieri del NAS di Catania e della compagnia di Milazzo, insieme ai militari della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, a seguito di attività delegate dall'autorità giudiziaria, hanno effettuato una verifica ispettiva igienico-sanitaria presso la farmacia dell'ospedale Fogliani della città mamertina.
L'attività di controllo, a cui ha preso parte anche il procuratore capo alla guida della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, presente alle operazioni condotte, ha permesso ai militari dell'Arma di individuare alcune confezioni di farmaci scaduti di validità, detenuti in promiscuità con i medicinali e regolamentari all'interno degli appositi armadietti della farmacia ispezionata e destinati ai reparti ospedalieri. Il NAS di Catania ha quindi sottoposto a sequestro i farmaci scaduti di validità. La vicenda aveva preso il via nello scorso mese di ottobre, quando era arrivata una segnalazione di somministrazione di farmaci stupefacenti scaduti. Pochi giorni dopo il direttore generale ASP aveva ordinato l'ispezione, che aveva confermato quanto era stato denunciato. Dalle indagini, faceva sapere il direttore generale ASP di Messina, Giuseppe Cucci, è emerso che la somministrazione del farmaco scaduto era attribuibile ad un mero errore umano e che erano state avviate le procedure di contestazione disciplinare nei confronti del personale coinvolto. La vicenda era finita anche al centro di un'interrogazione parlamentare presentata dal deputato regionale Matteo Sciotto. Adesso è arrivata anche la verifica ispettiva disposta dall'autorità giudiziaria, che ha portato, come detto, all'individuazione di altri farmaci scaduti di validità detenuti in promiscuità con i medicinali regolamentari. Esprimo piena soddisfazione e un plauso, scrive il deputato Matteo Sciotto in una nota, all'intervento dei carabinieri del NAS di Catania e della compagnia di Milazzo insieme alla sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno effettuato una verifica ispettiva igienico-sanitaria presso la farmacia dell'ospedale Fogliani di Milazzo, riscontrando le irregolarità che avevamo più volte denunciato nelle ultime settimane. Tutto ciò conferma la fondatezza delle nostre segnalazioni, ma non posso fare a meno di esprimere una profonda preoccupazione per il perdurare di una situazione che non solo era stata denunciata, ma era già stata portata all'attenzione in sede di audizione parlamentare. È grave contestare che, nonostante le rassicurazioni fornite in commissione e l'annuncio di una nuova riorganizzazione del sistema di controllo, la gestione dei farmaci presso l'ospedale di Milazzo continui invece a mostrare gravi carenze. Questa vicenda, continua il parlamentare siciliano, evidenzia non solo un problema organizzativo, ma anche una mancata capacità di attuare misure concrete per porre fine a una situazione inaccettabile. La presenza di farmaci scaduti, mescolati con quelli regolari e destinati ai reparti ospedalieri, è un segnale chiaro che le misure annunciate non sono state sufficienti. Ribadisco la necessità di interventi strutturali e immediati per garantire una gestione sicura e trasparente dei farmaci, evitando che episodi simili possano ripetersi. Auspichiamo, conclude Sciotto, che il direttore generale dell'ASP, Giuseppe Cucci, abbia l'onestà intellettuale di riconoscere che il problema esiste, è radicato e richiede un serio e immediato intervento. Un pomeriggio di feste e di divertimento al Cinema de Seta ai cantieri culturali della ZIS a Palermo per la targa Franchi e Ingrassia, giunta alla terza edizione sotto la direzione artistica di Marco Livigni. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. I comici spesso sono considerati attori di serie B nei salotti bene della cultura italiana. Allora, siccome, come disse un grande Totò, la comicità è una cosa seria, ed è seria in vari momenti, nei momenti in cui la comicità va a toccare delle corde emozionali molto importanti, molto profonde, è seria quando diventa veramente motivo di cambio di registro. Per esempio Franco e Ciccio hanno dato prova delle loro capacità attoriali, per esempio in Caos, il film per la regia dei fratelli Taviani. E allora sì, allora me l'ha fatto fare l'amore e la passione verso la comicità e verso questi due grandi attori palermitani, che non solo devono essere ricordati per la loro bravura, ma devono essere ringraziati perché sono stati coloro che hanno aperto un po' la pista, la strada per tutti. Due grandi personaggi che hanno dato tanto al cinema italiano, allo spettacolo italiano, e quindi è sempre bello ricordarlo, come in questi anni ho fatto io con i miei vari eventi e le mie varie belle cose, a partire dal 2012 con l'intitolazione della piazzetta Franchi Ingrassia dietro al Biondo a Palermo, e poi 2 anni fa, nel 2022, grazie al mio sollecito alle Poste Italiane, abbiamo fatto emettere dalle Poste un francobollo commemorativo. Quindi è sempre un ricordo
che rimarrà nel tempo, perché avendo qualcosa come il francobollo, quindi è una cosa che rimane nel tempo, incollata, come i francobolli. Credo che le figure di Franco e Ciccio debbano essere adeguatamente celebrate e questa iniziativa, questo premio finalmente dà spazio a questa celebrazione, perché sono due figure del cinema contemporaneo che ci hanno dato la possibilità a quelli della mia generazione di crescere e di conoscere davvero un altro aspetto della cinematografia, un po' più leggera, un po' più spensierata, e sono stati degli ambasciatori della Sicilia in tutta Italia. Il Time Attack non solo motori, ma un'opportunità per scoprire le bellezze della Sicilia, il servizio. Sì, siamo arrivati alla finale della 14ª edizione Time Attack Sicilia, questo campionato che è riservato a vetture sia di derivazione stradale ma anche racing, dove chiunque ha la possibilità di divertirsi in pista in piena sicurezza utilizzando la propria auto. Oggi abbiamo la presenza di oltre 120 team, di cui quasi la metà sono provenienti da Malta. Abbiamo creato un indotto davvero importantissimo per il territorio, B&B pieni, hotel stracolmi, ristoranti affollati. Indubbiamente l'attività che si svolge all'interno dell'Autodromo Valle dei Templi genera grandissimi flussi turistici, come per esempio questo weekend, dove i nostri ospiti, i nostri piloti alloggiano un po' in tutti i paesi della provincia, poiché la capacità ricettiva di Tracalmuto non riesce a soddisfare questo pubblico così ampio, per cui sì, l'Autodromo Valle dei Templi è un volano per il turismo sportivo dell'intera area agrigentina. Oggi qui in autodromo siamo 66 macchine maltesi e quasi 300 persone maltesi che sono venuti qui per il weekend. Il più grande problema è naturalmente trovare posti di letto per tutte queste persone, però abbiamo quasi tutti i B&B e tutti gli alberghi nel vicino che sono pieni di maltesi in questo momento. Stiamo già lavorando anche alla programmazione 2025, anno in cui l'autodromo di Tracalmuto compirà 20 anni, quindi un 20° anniversario imperdibile. La nostra programmazione già è pronta, abbiamo 7 nuove date per quanto riguarda Time Attack, più tantissimi altri eventi dedicati sia alle moto sia alle auto. Il fatto per esempio che esce il calendario ogni anno a dicembre per l'anno prossimo e tutti i dati rimangono, non cambiano mai i dati. Questo è importantissimo, specialmente per noi che veniamo da fuori, perché dobbiamo organizzarci in tanti modi. Poi la pista è carina, è bella, io ho girato in diverse piste nell'Europa. Questa mi piace, va bene, non è un Nürburgring, non è un Spa, però sicuramente qui nella Sicilia, prima di tutto, è l'unico circuito automobilistico che funziona. E vediamo ora una goal collection relativa alla 14ª giornata del campionato di Serie D, Girone I. È una domenica favorevole al Siracusa, che batte l'Acragas anche piuttosto nettamente, mantenendo il proprio vantaggio di 3 lunghezze sulla Scafatese. Nel primo tempo le reti di Maggio e Palermo indirizzano il match in favore del Siracusa. Nella ripresa Candiano, Longo e ancora Maggio fissano il punteggio sul 5-0. Reagisce la Scafatese Corsara al Broccoleri di Favara con la rete da 3 punti di Cham. Alle spalle dei Canarini un terzetto di squadre appaiate a 26 punti. Perde contatto la Regina, che non va oltre l'1-1 in casa della Nissa. Biancoscudati in vantaggio con la rete di Diaz, ci pensa Davis Curiale ad evitare la sconfitta di Amaranto. Inciampa la Vibonese in casa contro l'Enna, gialloverdi che al 10° vanno a segno con Espasa e beneficiano dell'espulsione a Germinio, che rende più agevole in 11 contro 10 una vittoria importante in ottica salvezza.
San Biase che non molla la zona playoff battendo la Ciriale per 4-2. Granata in vantaggio con lo squillo di Andreassi. Giallorossi che mettono la freccia già nel primo tempo con Zerbo e Perri. Nel secondo tempo sale in cattedra Francesco Umbaca, autore della doppietta che permette al San Biase di calare il poker in mezzo alla rete degli etnei ad opera di Capnidis. Appena a ridosso della zona playoff ma in grande salute anche il Paternò, a cui basta la rete di Alessio Asero per battere il Licata e allungare a 4 i risultati utili consecutivi. 2 volte in vantaggio grazie a Crisci, 2 volte ha ciuffato il Ragusa in casa dell'Ocri. L'11 di Francesco Cozza evita il capitombolo interno con le reti degli ex San Luca, Leveque e Pelle. Vince in rimonta la San Cataldese per 2-1. La rete di Sebbia Beri illude i giallorossi che vengono sorpassati nella ripresa dalle reti di Terrana e Montaperto. Torna al successo che mancava dal 13 ottobre il Pompei. 3-1 il risultato finale che premia l'11 di mister Esposito a segno con Trust, El Hilali e Tompte. Sant'Agata che aveva temporaneamente pareggiato i conti con il solito capomaggio. Si chiude qui il nostro viaggio lungo la 14ª giornata del girone I di Serie D, 27 le reti, tante emozioni e appuntamento a lunedì prossimo per un nuovo flash sul massimo campionato dilettantistico. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi possono essere visionati sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.